Allora, possiamo dare dei consigli agli iscritti e anche ai non iscritti, giusto? Sì, mai seguire con apprensione ed emotività il tema della finanza, specialmente se si ha a che fare con un fondo pensione, proprio per il fatto del lungo termine. Se non si è iscritti, forse questa potrebbe essere una buona occasione per avviare un percorso di investimento. Se si è iscritti, come si può dire, usate il vostro fondo pensione. Questo è il momento buono per farci due parole e ragionare insieme rispetto alle possibilità che abbiamo davanti, ricordando almeno due cose. La prima è che se abbiamo l'ipotesi 45 anni come l'iscritto medio al fondo, è molto più quello che dobbiamo fare nel fondo, quello che abbiamo fatto, è molto più l'investimento da costruire che il montante da proteggere. Secondo aspetto, un fondo pensione ha tante possibilità da mettere a disposizione in una fase anche di difficoltà di breve periodo. Differenti comparti, articolazione delle contribuzioni, possibilità di versare una parte dei contributi in un comparto, proteggendo un'altra parte del risparmio. Per chi è vicino alla pensione, la possibilità di avere una liquidazione totale, parziale, sotto forma di rendita e così via. Non ultimo, la possibilità di sfruttare vantaggi fiscali. Ergo, siamo a disposizione, sarebbe un peccato, come dire, non farlo in questo momento. È nei momenti di tensione che chi vuol far bene, diciamo così, un servizio lo deve mettere appunto a disposizione. Allora vi consigliamo di prenotare il vostro appuntamento, vi ricordo che sul sito www.solidarietaveneto.it potete trovare tutte le informazioni provincia per provincia. Ringrazio moltissimo il direttore generale di Solidarietà Veneto per essere stato con noi, buon lavoro e alla prossima. Grazie altrettanto, a presto.